entriamo nel nostro tema e io chiedo di far venire qua sul palco i tenores e Orlando Mascia. Li puoi far venire così? Eccoli. Li accogliamo. Meritano questo bel applauso perché i Tenores di Unionili, a 45 anni dalla loro fondazione, fondati e diretti dal loro leader che è Tonino Cau, e a 45 anni dalla loro formazione penso che rappresentino il punto più alto del canto a tenore. E sul canto a tenore poi ho una domanda da fare a Tonino, che deve soddisfare la mia e la vostra curiosità. Inizio comunque dicendo qualche cosa su questo evento. Ci tenevamo molto a farlo e l'avremmo dovuto fare in presenza esattamente il 27 di aprile di quest'anno, perché il 27 di aprile, come spero molti di voi sanno, ricorre Sadie de Sa Sardegna, e noi per Sadie, il 27-28 aprile ricorre Sadie de Sa Sardegna, e noi in quell'occasione noi abbiamo dedicato Sadie de Sa Sardegna del 2021 a un grande personaggio sardo al quale siamo molto affezionati, legati e riconoscenti. Si tratta di Emilio Lussu, il padre del Partito Sardo d'Azione e dell'Autonomia della Sardegna di Armuncia. Avremmo voluto fare la celebrazione dedicandogli Sadie de Sa Sardegna, come vi dicevo, in presenza, in questa sala, ma l'avremmo voluta fare non solo con degli storici, ma anche con i tenores, perché i tenores avevano nel frattempo preparato il loro recita, un loro spettacolo sulla figura di Emilio Lussu, tratto dal libro Lussu, realizzato da Tonino Cau, quasi 1000 ottave, tanto per dire, quindi 8000 versi per parlare del personaggio Lussu, perché Tonino è un poeta. E siccome in Sardegna la poesia è anche canzone, anzi soprattutto canto, la poesia è canto, qua con loro abbiamo l'esempio migliore di cosa vuol dire mettere insieme poesia e canto e musica, perché lo spettacolo è accompagnato da altri due personaggi che vi presento. Sono Orlando Mascia, che è forse il più grande polistrumentista sardo, perché lui suona di tutto. Il più grande dilettante? No. Anche dilettante ci sta. Che conduce anche una scuola a Mara Caragonis, il suo paese, e tra i suoi allievi c'è Luca Schirro, che oggi è qua con noi. Allora noi oggi non abbiamo potuto fare quella celebrazione in presenza, abbiamo avuto qua solo nessuna persona, 2 o 3 persone, il segretario, Franca Farina, mi ricordo, e abbiamo parlato di Lussu con gli storici, Carlo Felice Casula, che doveva venire, non lo vedo, e Italo Birocchi. Però i tenores abbiamo realizzato un video che è nel nostro sito, i tenori ci avevano mandato un breve documento, sempre audio-video, che noi abbiamo aggiunto al nostro video, con una delle canzoni che oggi riprenderanno qui. Oggi noi quindi completiamo la nostra celebrazione di Emilio Lussu. Poi di Emilio Lussu e di quello che faranno stasera per Emilio Lussu ce ne parlerà Tonino Cau, al quale però voglio fare una domanda. E Tonino, per soddisfare la mia e la nostra curiosità, cos'è il canto a tenore? Cos'è il suo canto a tenore? E perché l'UNESCO, cioè l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha riconosciuto il canto a tenore quale patrimonio immateriale, dell'umanità. Cioè questo tipo di canto della Sardegna
originale, anche di origine misteriosa o di datazione incerta, è patrimonio immateriale dell'umanità. Quindi loro, non le loro persone, vabbè, loro lo intendono, ma l'arte che loro esprimono è patrimonio immateriale dell'umanità. Perché, Tonino? E spiega la composizione, presenta ai tuoi amici. Patrimonio immateriale dell'umanità perché è una delle prerogative che l'UNESCO presuppone in quanto caratteristica che non può mancare, è proprio l'unicità dell'espressione. Non è un caso che il canto a tenore sia un canto scaturigine assoluta del pastoralismo sardo. Pastoralismo sardo datato, ovviamente, dobbiamo immaginarci un flashback temporale, quando i pastori vivevano isolati in campagna perché non c'erano mezzi di trasporto, perché non ci si spostava spesso e quindi si rimaneva isolati in campagna. Nell'isolamento si doveva pur vincere la noia quando c'erano momenti di poca attività. Allora la piccola socializzazione fra pastori confinanti o fra pastori e servi pastori o comunque aiutanti eccetera, l'incontro spesso e volentieri era di natura goliardica, ma una goliardia di poche persone, e allora scaturivano delle nenie, delle piccole melodie arcane che la cosa bella è che in ogni posto aveva una modalità tutta sua di espressione. La Sardegna era credibilmente quasi tutta di vocazione agropastorale. Il canto a tenore si è però manifestato credibilmente in un'area molto più diffusa rispetto all'area in cui oggi esistono ancora le testimonianze più vive, più diffuse, ma allora era certamente più diffuso e in ogni paese c'era una modalità particolare, ogni paese era un piccolo mondo. E tra questi paesi, villaggi, c'era naturalmente Neoneli che è limitrofa alla Barbagia, ma ci sono i cori di Fonni, di Mamoiara, di Oneferi, di Binti, di tanti altri posti, Orgosolo, che ne so, piuttosto che Orosei, Hai fatto bene citare i Binti, perché qua abbiamo, non è colpa sua, ma abbiamo una pittesca vita che mi ricordava che nel filmato, magari bisognava cantare il lusso, no? In qualche modo. Queste erano apparenti. Va bene, non c'è problema. Qua, tutto qua. Poi i miei li presento dopo. No, però mi manca una risposta allora, perché io ho letto che ognuna delle vostre voci risponde in qualche modo ad uno schema sempre agropastorale, no? E quindi ogni voce corrisponde o a un umano oppure a un animale, al suono di un animale. Ecco, e così spieghi le voci. Allora, sì, non c'è niente di scritto sul canto a tenore. Il primo documento audio mi pare che sia del 1909 e si riferisce a un tenore di Dorgali. Credo di poter dire con assoluta certezza che sia la prima traccia fonica registrata. Detto questo, non c'è una trascrizione, non c'è una testimonianza antica, remota, che possa dire il canto a tenore è così per questa ragione. Tuttavia, una ricerca molto significativa fatta da tre grandi etnomusicologi qualche decennio fa, Diego Carpitella, Roberto Leidi e l'altro non me lo ricordo, Sole, loro fecero questa ricerca sul campo, intervistando cantori vecchi già allora, che testimoniarono che appunto le voci del tenore in qualche modo riproducevano suoni, rumori della campagna nella quale i pastori vivevano, come vi dicevo prima, isolati. Quindi il basso poteva corrispondere al muggito di un bue, di una vacca, la voce della contra poteva corrispondere al verso di una capra piuttosto che di una pecora, la mezza voce poteva ricordare un fischio o un agnellino che belava.
Queste sono congetture non scritte, ma sono estremamente ragionevoli come supposizioni. E così si è strutturato la voce è lo strumentista. Il canto a tenore è un vero e proprio strumento musicale ante litteram, senza che esista uno strumento visibile. Lo strumento sono le voci che, producendo questa polifonia arcaica, fungono veramente da strumento musicale, tant'è che producono ritmi ballabili e la gente ballava, e ancora oggi, viva Dio, malgrado la globalizzazione, esistono ancora un centinaio di cori a tenore diffusi nella parte centrale della Sardegna prevalentemente, che ancora rendono immortale questo modus cantandi. Grazie. Allora, noi richiediamo la vostra presenza, alla vostra generosità, e Ivan aveva forse qualche cosa da sottolineare su questo, perché non è solo, come dire, piccolo però prezioso contributo dalla regione che noi abbiamo per poter fare queste cose, ma contiamo molto spesso sulla collaborazione e sulla generosità dei protagonisti, e voi lo siete, e quindi io vi ringrazio, ma lo fa anche io. Volevo aggiungere, per sottolineare l'importanza del coro di Gnonelli e degli strumentisti Orlando Magia e Luca Schirru, che questo spettacolo non è patrocinato soltanto dalla Regione Sardegna, ma anche dal Ministero della Cultura. Progetto speciale 2020. Ecco, quindi giusto per... Quindi l'importanza è chiara, oltre che il cantatenore è patrimonio immateriale dell'umanità. Orlando Magia, invece, come ha detto, è il più grande, io ne sono convinto, ma non il più grande come età. È, secondo me, il miglior suonatore di launettas, ma di tutti gli strumenti a fiato e degli organetti, quindi sei completo. Lui ha girato tutto il mondo assieme anche al coro di Gnonelli, sono stati in Cina, in Australia, nelle Americhe, tutta l'Europa, tutta l'Italia, e Orlando Magia si è esibito in tantissimi teatri, compreso l'Auditorium qui di Roma, assieme ogni anno, mi pare, giusto questi anni di pandemia si è bloccato, con l'orchestra popolare italiana di Ambrogio Sparagna, e lui è un pilastro di quell'orchestra, quindi personaggi veramente importanti. Attenzione, quando ho detto patrocinati dalla comunità, dal Ministero della Cultura, non è che abbiano dato i soldi per fare questo spettacolo, è una cosa importante, ma niente soldi. Quindi mi raccomando, noi dobbiamo appellarci, perché dopo 2 anni di chiusura, quindi sono venuti a mancare i momenti per sottoscrivere, per incontrarci, sottoscrivere le tessere. Abbiamo bisogno dell'aiuto dei soci, quindi mi raccomando, adesso che riprendiamo, venite, o anche via internet con non era concordato questo, no. La parola a Tonino. Grazie. Va bene. Inizia lo spettacolo. Allora, questo progetto su Emilio Lussu fa compagnia al progetto precedente che noi abbiamo presentato anche in questa sala, che si riferiva ad un altro grande sardo del Novecento, Antonio Gramsci. Vedete lì entrambi i libri, che noi abbiamo presentato con orgoglio già in 16 nazioni. Anche Lussu da parte sua ha avuto già un percorso importante internazionale, purtroppo poi ci ha fermato la pandemia. A Dio piacendo stiamo riprendendo lentamente. Qualche settimana fa eravamo in Portogallo, qualche altra nazione ci aspetta, se Dio vuole, pandemia permettendo, anche Lussu avrà i suoi spazi. E vedete anche alla vostra destra il libro su Enrico Berlinguer, caldo, nel senso che ce l'hanno consegnato questi giorni, e attorno a quel libro nascerà l'anno prossimo l'omonimo spettacolo, perché il 2022 è anche l'anno del centenario della nascita di Enrico Berlinguer, ma sarà un discorso futuribile. A Dio piacendo torneremo qua a parlarne e a cantare di Enrico Berlinguer. Emilio Lussu, diceva Antonio Masia, io non ripeto ciò che ha detto lui, era un sardo di Armungia,
un uomo particolare per mille aspetti. A me piace dire anche che è stato un grande uomo di lettere, nel senso che ha scritto dei libri che non possono essere dimenticati. Alcuni sono considerati universalmente dei veri e propri capolavori, cominciando da Un anno sull'altipiano, che è diventato anche la traccia per un film meraviglioso che si chiama Uomini contro, dove il protagonista era Jean-Marie Volonté, ricorderete, dove si usa una ironia tragica e spietata contro ogni tipo di guerra. Detto questo, Armungia ed Emilio. Armungia se sfamada e tenes mantos que has dado generosas son Nadales a uno de sofizos plus geniales que belle totus de contan espantos. Está dorado como esos santos, ma non pro cosas sobrenaturales. Emilio Lussu, politico eroe, rarissimo stendardo di eroe. In cussa ida s'antiga remusa naschesi in sagoa e sottogentos. Sanno 90 e nara sosamentos che non baia manco mazzicusa. Ier rulanzo in salerei chinusa e pe usannada prozente e armentos. Fissulancore su mere e sul rei, tottue, plus ancora su gerrei. Armungia, sei famosa e sei esaltata perché generosamente hai dato i natali ad uno dei figli più geniali, del quale ovunque dicono meraviglie. È adorato come i santi, ma non per cose soprannaturali. Emilio Lussu, un politico, un eroe, uno stendardo rarissimo anche al giorno d'oggi. In quel paese, l'antica Remusa, Armungia si chiamava Remusa anticamente, nacque nella coda dell'Ottocento, cioè nel 1890, e dicono i ricordi che fu un'annata particolarmente arida, non c'erano neanche le ginestre fiorite, l'inverno era tragico nella Sardegna, le annate erano orribili sia per la gente che per gli armenti. La fame era la padrona della scena ovunque, e ancora di più in quella desolata zona del Gerrei. Questa era la traduzione dei primi versi che aprono il libro. Emilio Lussu nasce in una famiglia di pastori però pastori patrizi. In quegli ambienti il pastore contava più del dottore. Pensate che una zia di Emilio Lussu, Potenza, cercò di impedire a tutti i costi il matrimonio di suo fratello con una donna del popolo, solo perché non era di origini pastorali la sua famiglia. Era una cosa inveterata, una convinzione estremamente sentita. I pastori erano veramente i re del villaggio. Con questa mentalità, in questo luogo chiuso, in questo luogo difficile, per chi conosce la Sardegna, Armungia in mezzo a dei monti, sembra un luogo sperduto, non essendolo, è nato Emilio e cresce in questi ambienti dove la caccia è quasi un rito religioso, e lui in questo rito c'è fino in fondo. Pensate, non è un aneddoto, è la verità, una testimonianza giurata questa. Pensate che a 10 anni, quando finisce la scuola elementare, non chiede come regalo dei balocchi o chissà che cosa alla sua famiglia, che poteva permetterselo. Chiede un fucile. Immaginatevi un bambino di 10 anni, un caccasello così, che chiede un fucile che è più alto di lui. Gli regalano il fucile, lui a 10 anni uccide il primo cinghiale. Emilio e Buscumannus un'imposta, tettero che una canna e sto chiallotto, li basta donazzino ma con molto si desale una pare fatta apposta. Costa, confondere su rio, son mormotto, no
Dio ancora sos de gannos, ma sta fusil un pare a sos mannos. Ma sta fusil un pare a sos mannos. Se si strina chi ti si zaia, dai se ne brusa ancora minoretto, dai se ne brusa ancora minoretto. Te busco un manto, te busco il getto, sastra sadessa, la sembrania, sadra sadessa, la sembrania. Te busco un mastro, così per dia, manco una lega, manco un maello, manco una lega, manco un maello. Ecco Matteo, sempre d'accostato, chi va se susi, non è che ha fumato, chi va se susi, non è che ha fumato. Bella bella, schifezza serra, cominciano a si ridersi a scolore, cominciano a si ridersi a scolore. Sabrina Monte, de fiore, sos cazadores, no esa guerra, sos cazadores, no esa guerra. Zucca susi, se caverna, eres in brazos de sus tiradores, eres in brazos de sus tiradores. Emilio Fabio, se ragione, e pone sanima nel limone, e pone sanima nel limone. Grazie. Quindi Emilio cresce in un ambiente del genere, in una comunità dove appunto il pastore è generalmente anche un leader e il pastore a sua volta deve avere certe caratteristiche. Vi farà ridere, ma per dirvi, un uomo che girava a dorso di un asino era considerato quasi con pena, no? Faceva un po' di pena, non mi viene un'altra parola. Il vero cavaliere va a cavallo. Il padre di Emilio Lussu si vantava dicendo che lui andava persino dal barbiere a cavallo, che magari era a pochi passi dalla sua casa. Insomma, c'era una mentalità inveterata che aveva dei concetti e delle convinzioni e dei modus che o erano riconosciuti e rispettati o si era in qualche modo emarginati. E niente, Emilio nasce in questa famiglia che poteva essere considerata benestante, avevano terre, avevano bestiame, eccetera, e compie anche i suoi studi che a dire la verità non lo vedono eccellere, però lui alla fine riesce a laurearsi, diventa avvocato e diventa avvocato che i poveri non li fa pagare, insomma comincia ad essere un uomo quando era giovane già piccolo leader in qualche modo. E poi arriva il 1915, il fatidico 1915, e lui ha appunto 25 anni ed è volontario, parte in guerra col fratello, parte in guerra. Lui era un interventista, non tanto perché adorava la parola guerra o tutto ciò che questo termine voleva significare, quanto perché odiava gli austro-ungarici che volevano papparsi il nord Italia e non solo.
e lui è convinto quando va in guerra, salvo poi che durante la guerra comincia a capire che è una pazzia a tutti gli effetti. Sassari la giamene
sta guerra, sa chi ha sicura sta guerra, adesso scompare, sa no si sa guerra, una guerra, so scorazzoso, una guerra, io. Grazie. Vi dicevo della vita di Emilio, una vita estremamente ricca di colpi di scena, avventurosa, non potete immaginare quanto. Noi abbiamo tentato di raccontarla in questo libro, oltre 900 ottave, quasi 1000 ottave. Anzi, ne abbiamo qualcuno a disposizione se foste interessati. Anche il CD appena uscito 3 giorni fa ci è arrivato il CD in cui queste canzoni e anche qualche altra che non cantiamo stasera sono contenute. Detto questo, volevo ricordare che certo il Ministero della Cultura incoraggia questo progetto con un finanziamento ad hoc per diffondere a livello nazionale e internazionale il valore di certi personaggi che hanno lasciato una traccia immarcescibile nel loro passaggio sulla terra, in vita. Emilio Lussu è stato riconosciuto uno di questi e a noi naturalmente fa molto piacere perché è un sardo e perché ci è piaciuto studiarla, la sua vita. Naturalmente non possiamo raccontarvi tutto, ma vi garantiamo che la sua libro è come un romanzo giallo per certi aspetti. Allora Emilio Lussu si laurea, comincia a fare l'avvocato e quando torna dalla guerra è già innamorato della politica. In guerra però lui, che era partito volontario, ve lo dicevo prima, in guerra matura una mentalità diversa, comincia a capire che la guerra è una cosa stolta e soprattutto che chi comanda nella guerra, le gerarchie militari, spesso e volentieri, sono dei pazzi, cioè gente che non ha lo sprezzo del pericolo che fa affrontare tantissime volte inutilmente ai militari che manda in battaglia spesso e volentieri irrazionale, sapendo che hanno meno armi del nemico, sapendo che quella battaglia ha una strategia perdente. Potrei continuare. Emilio Lussu comincia a capire queste cose durante la guerra e diffonde queste idee. Ma nella guerra succede una cosa fondamentale che non si era mai verificata in Sardegna. Immaginate che partono in guerra oltre 100.000 sardi, ne muoiono 13.000, no? Altre migliaia e migliaia sono feriti, però questi ragazzi, la stragrande maggioranza figlia di pastori e contadini, quindi di gente povera e dei paesi, quando si trovano assieme per la prima volta, cominciano, discutendo fra di loro, a capire le loro stesse condizioni e a capire che quelle condizioni non ce le ha date il Dio Onnipotente, è la politica che spesso e volentieri, anzi allora sempre, trascurava certe zone dell'Italia piuttosto di altre, e la Sardegna è a pieno titolo nel cuore del meridione. Emilio Lussu comincia a diffondere questo tipo di idea, che non era un ribellismo anarcoide, ma era una ragionata mentalità che nasceva in mezzo a questi ragazzi della Brigata Sassari, che assieme al coraggio cominciano anche a manifestare delle convinzioni, e non era mai successo. Quindi quando torna in Sardegna Emilio Lussu fonda il partito cosiddetto dei combattenti. Non dura tantissimo, ma è una folata di entusiasmo che coinvolge tutta l'isola, da Teulada alla Maddalena. Nascono come funghi sezioni del partito dei combattenti. Non dura molto. Al partito dei combattenti succede nel 1921 il partito Sardo d'Azione. Ecco, lo diceva Antonio prima, il fondatore del partito Sardo d'Azione. Emilio Lussu viene visto lì, in quella circostanza, veramente come il faro, come la guida ideale per un partito che si oppone alle angherie e che vuole essere in una Sardegna redenta, in una Sardegna meno sfruttata. Torniamo per un attimo alla guerra, alla battaglia. Adesso vi ho cantato alcuni versi. Angelo adesso, con un altro ritmo, che si chiama Passo Edrese, parla della battaglia, ma da un punto di vista diverso, e cioè canta un concetto
nel quale si afferma la similitudine fra il cacciatore e la sua mentalità, il cacciatore che fa la caccia grossa, l'apposta al cinghiale, e il capo nella guerra che guida i suoi sottoposti. Qua c'è un parallelismo che la dice lunga sul coraggio che poi Emilio Lussu riesce a trasmettere alla sua truppa. Battaglia. Lussu fi cassatore, fidata cadumata caia, che su greco e sia se na dimmerne fritto ne calorea. Mostrande su valore a so sordados chi mandaia ai nanti noi segus corazus ardos beni de gume usa. Lussu fi cassatore, ti l'attaccato ma attaccaia, che su greco e sia, se na dimmerne fitta, se na dimmerne fitta, se na dimmerne fitta, mostrande su valore, a su soldados chi lo mandaia, a su soldados chi, ai nati noi seguimos, corazzos ardos beni de dos via bella, es explosivo, es explosivo, es explosivo, es fermiare, sapala strosiare, non la stimia manco, non ferre, non la stimia manco, non la stimia manco, sardos chirian carre, mezzo dei su, nella andare, uso pisos disinzos, de milios intendia, pisos disinzos, de milios intendia, vinzos, sos ai dos figlia perrer, es explosivo ali scoppiare, salva la strusiare, non la stimia manco, Bruno Ferrera. Non la sardos chi di ancherrer, menzu dei su a comandare, usos visos disizos de milios intendia, tutto vizos de milios Emilio si intendia, tutto vizos Vi dicevo prima, rispondendo alla domanda di Antonio sul canto tenore, che oggi esistono oltre 100 gruppi anagrafati
fanno parte anche di 2 associazioni che appunto cercano di valorizzare il canto a tenore nelle forme che ognuno crede più opportune. Noi per quanto ci riguarda da sempre abbiamo immaginato e pensato e sostenuto fortemente che il canto a tenore è anche un veicolo di concetti, di ragionamenti, di informazioni. Si cantano anche le storie col canto a tenore, si cantano i personaggi, si studia, viva Dio. Non è solo il canto a tenore ripetere bimbo, bimba, bimba, per quanto è la passione primigenia lo stare assieme, cantare, sviluppare la melodia, però il canto a tenore, come tutto il canto di qualunque forma e aspetto sonoro, il canto è anche qualcosa di intelligibile, perché diciamo parole col canto, quindi se le parole sono messe una dopo l'altra e raccontano storie e personaggi, per quanto ci riguarda è la cosa migliore. Nei nostri concerti però noi ci serviamo sempre anche di musicisti. Orlando è solo il più fulgido esempio. Luca Schirru è la seconda volta che suona con noi, la prima è stata ieri sera a Ostia, oggi è la seconda, ma con noi hanno girato la Sardegna, l'Italia e il mondo decine di musicisti, non solo sardi, gente che ci accompagna e gente che crede nel discorso che facciamo noi, condividendolo. Vi dicevo, i nostri concerti cerchiamo di farli vari. Perché? Perché farli vari? Per consentire a voi che ci ascoltate di non calare le palpebre, cioè di rimanere desti ascoltandoci e sviluppare la vostra curiosità. Quindi dopo un canto a tenore, un canto culturale, proponiamo spesso e volentieri un canto strumentale, ma sempre con canzoni che hanno un significato, e nella fattispecie di stasera naturalmente una storia. Stiamo raccontando Emilio Lussu e qua vi racconto 2 cose molto velocemente. Qua parliamo del trasferimento della brigata Sassari, che nella prima parte del conflitto è impegnata nel Carso, una zona maledetta dove non c'è un albero, dove è tutto bianco ed è tutto accidentato, e i soldati soffrono l'ira di Dio in questo luogo maledetto. Da allora vengono trasferiti nell'altipiano di Asiago. Naturalmente gli armamenti, le vetovaglie e tutto il resto vengono trasportate a piedi, a carro, insomma con i mezzi che allora, immaginatevi sempre che stiamo parlando di oltre un secolo fa, con i mezzi dati allora. Ebbene, quando passano nei paesi e quando passa la brigata Sassari, il popolo che li incontra si invoca a loro chiedendo che facciano di tutto per mandare via gli austro-ungarici che li stanno cacciando dai loro paesi dell'altipiano, e vedono i militari come se fossero veramente dei santi, come cantiamo in questa canzone. Si scorra De Gorazzi. Vai Luca, lanciati. So sardo militare, la brigata su un'offensiva, cammina in saia, tutta la gara siamo sul miliare, cantico popolare, in zona carico se derria, a toppa gente meda, chi è la sende vita se campera, a toppa gente meda, chi è la sende vita se campera. La sana di moroso, appena carrusado, morsi solo, sui ristos que moro, sos invasores, muy minertoso, austriacos odiosos, famados prepotentes en agoro, tenéis idea ahora de ocupar Venecia y Verona, tenéis idea ahora de ocupar Venecia y Verona. Magusos afligidos, candoides saltos un contento, estate bene atentos, caso un armado medio so bandido, pudre desesidos, quinos andaluis pleo el tormento, costrinto
Costrintos a fuire, se buscan los querían emboquire. Costrintos a fuire, se buscan los querían emboquire. Si resta a parare, cada subaris che viene firmato, corazzo isulano, mostrate di Gesù italiano, corazzo isulano, mostrate di Gesù italiano. Una mentalidad de ocasiones nasce noa, un lusso andando proa, sosardo de coraggio habilidades, es una novedade, frutos a datar a cabo e goa, comienzan a comprender, cada diritos poden pretender, comienzan a comprender, cada diritos poden pretender. Su vari de Asiago, el don misoro brude un anno in treu, con brui si pleu, e si invasore al fine lo grappago, putti dell'antistrago, la nadorrado un trofeo, su sardo guerradore, salvatri alla difesa un onore, su sardo guerradore, salvatri alla difesa un onore. Come se saccoa in sostre monte del suo Vicentino, de uave del termino, e de corazzuana da Duroa, del naso fissagoa, fissa l'università di Curverrino, e sa città de grata, ad abbracciato in tre a San Brigata, e sa città de grata, ad abbracciato in tre a San Brigata. Grazie. L'ultima strofa fa riferimento alla città di Vicenza. La città di Vicenza è stata una città liberata dalla brigata Sassari, che a fine guerra, dovete sapere, è stata la brigata più medagliata fra tutte quelle coinvolte nel primo conflitto mondiale. Un onore per la Sardegna, ma all'Ursu delle medaglie importava fino a pagina 2. A lui importava aver contribuito a cominciare a creare una mentalità di un certo tipo. Su questa cosa di Vicenza siamo testimoni dell'affetto che in quella zona circonda come un vero mito Emilio Lussu e la brigata Sassari. Vi garantisco che in certi comuni tipo Gallio, tipo naturalmente Asiago e altri, ci sono più vie Lussu e via Brigata Sassari piuttosto che via Giolitti o via Garibaldi. E parlare ancora oggi di Emilio Lussu sembra che si parli di una figura arcana, mitica, veramente si sente quasi nell'aria quando si parla di Lussu, un qualcosa di ectoplasmatico, un fantasma che aleggia, un fantasma positivo che pervade. Noi l'abbiamo veramente vissuto. Il teatro di Vicenza, dove abbiamo cantato ai 100 anni della sua liberazione, piangevano quasi tutti. Cioè è una cosa veramente da pelle d'oca, veramente da pelle d'oca. Comunque finisce la guerra e naturalmente Emilio diventa antifascista incallito. Nel frattempo in Italia dal 1922 è arrivato il fascismo. Emilio Lussu non ci sta e rimane
malgrado le profferte del duce, rimane antifascista tutta la vita. Succede il fattaccio il primo novembre del 1926, quando Emilio Lussu viene fatto oggetto di un attentato a casa sua, Piazza Martiri, Cagliari, storia. Un migliaio di facinorosi fascisti, fra i quali lui riconosce dalla finestra anche degli ex suoi compagni d'armi, addirittura gente che condivideva, pareva che condividessero le sue stesse idee, li vede in mezzo a questa masnada di violenti che lo volevano uccidere. Lussu si barrica in casa, manda via la domestica e rimane da solo, armato, ad aspettare quello che succedeva. Un giovane, Battista Borrà, si avventura come un gatto, sale sul balcone di casa Lussu, Emilio Lussu fa prima di lui, capisce che gli vuole sparare, fa prima Emilio Lussu, spara lui a Borrà e lui cade per terra in una pozza di sangue. Le persone che erano nella piazza spariscono e Lussu lo scriverà nel suo libro. Tutto il coraggio dei fascisti è lì. Come hanno visto questo ragazzo per terra, sono scomparsi dalla circolazione. Comunque sia, la faccio breve. Lussu viene arrestato, malgrado lui abbia sparato per legittima difesa, ovviamente. Lo processano, 3 giudici su 3 lo assolvono. Niente, Mussolini non ci sta a questa soluzione, fa di tutto aggirando anche una legge a suo favore che però presupponeva la legittima difesa. Niente, Mussolini riesce a mandarlo almeno al confino e viene condannato a 6 anni di confino nell'isola di Lipari, Sicilia, Eolie. In quest'isola Lussu conosce tantissimi suoi compagni di sventura, era pieno di antifascisti, comunisti, socialisti, democristiani, anche il Litteram, insomma conosce tanta gente e la sua fissazione, il chiodo fisso era solo uno, una parola con 3 lettere, fuga. Come mette piede a Lipari lui pensa immediatamente a come organizzare una fuga. Ci sono vari tentativi, ci riesce solo 3 anni dopo, nel 1929, assieme a Carlo Rosselli, un'altra figura mitica assassinata a Parigi, fatta assassinare da siccari pagati dai fascisti italiani, ucciso assieme al suo fratello Nello, periferie di Parigi. Riescono a fuggire nel luglio del 1929 e riparano inizialmente a Marsiglia, da Marsiglia poi a Parigi. A Parigi comincia una vita di esilio che è stata estremamente dura, estremamente piena di privazioni. Emilio Lussu poi parte da Cagliari che era già con i polmoni intaccati da una incipiente tubercolosi che curerà solo dopo anni andirivieni verso la Svizzera, verso le montagne della Francia meridionale, alla fine, ma solo alla fine, dopo operazioni dolorosissime, riesce a guarire. È un esilio estremamente travagliato, come dice Angelo in questi pochi versi. Se esilio est una vena cantumato, lu comprendites bene se ne fora, vos botto una regalo un vito sora de vos basare paghe, no agatto. Su chi fatto e su chi ha fare crasa ancora e sprosa gente lappo severato e sdelischi de nomi su imputato
temporada fine, appare qui ne appare qui ne mie, solo me lo spinto che sono mie, casi ti sono in mie, casi ti sono in mie, sulla mia, però paghi de forza, però paghi de forza, padronale, non posano proprio. Però paghi de forza patronale, ma non sanno proprio vero male, ma metà Gramsci canta mamma sua, sempre impreionato in scrivia, la poker fidu de una mia, non è che dessa sorte a tua, ma questo pensa sai, ma spesso pensa senza nulla tua, sia sforte Maria, giuro che repubblica, e da essere questa la vita, ma menta Gramscicando a mamma sua, sente impreionato e scrivia, la poker figlio naia non è che essa sorte arga che lo ma presto pensa sa salute tua e sia sfortere comandaia, ti giuro che pa fare guida e se festa ma compreda. E a se festa Ragionamento sugli anni, sul tempo, sui tempi. Milo Lussu viene eletto la prima volta deputato in Sardegna per il Partito Sardo d'Azione nel 1921. Nel 1922 sapete benissimo qua cosa succede: marcia su Roma, fascismo, Mussolini, no? Galvanizzazione a nastro, 2 anni d'inferno. Mussolini però sente dietro di sé, sente la spinta della destra, degli industriali, insomma sente la spinta e provoca elezioni anticipate. 1924, lui vuole il plebiscito. Nel 1924, mentre è in esilio in quanto fuorilegge il partito di sua appartenenza, Antonio Gramsci, che si trova a Vienna, viene candidato anche lui in un collegio del nord-est e viene eletto. Quindi Lussu e Gramsci si conoscono nel 1924, qui a Roma evidentemente, frequentano una trattoria molto spesso vicino al Parlamento e hanno naturalmente modo di parlare e di apprezzarsi l'un l'altro. Giova dire che Lussu non è mai stato comunista nel senso vero della parola, però si definiva un socialista marxista, fortemente autonomista, cioè, no? E Gramsci sappiamo tutti che aveva contribuito a fondare il Partito Comunista 3 anni prima. Comunque si conoscono, si frequentano, si stimano e soprattutto parlano molto, condividendo le rispettive idee, parlano molto della questione meridionale, di cosa fare per tentare di risolverlo, di metterci in mano in quanto parlamentari, ma succede che Mussolini con le sue leggi fascistissime manda a casa il Parlamento nel
1926, tutti a casa, partiti chiusi, sindacati chiusi, organizzazioni chiuse, eccetera, eccetera, e naturalmente tornano a casa Emilio Lussu. Gramsci purtroppo non fa tempo a tornare a casa perché nel frattempo lo arrestano esattamente l'8 novembre 1926. Ma questo è un altro discorso, ne abbiamo già parlato 2 anni fa qua. Invece torno un attimo alla fuga dall'Imperi di cui abbiamo parlato, e poi durante l'esilio c'è un'altra fuga con Joyce. Chi è Joyce? Ve lo dirò tra un po', ma Joyce è la sua compagna, e con Joyce, quando Hitler decide di invadere anche la Francia, dove loro erano riparati, sono costretti a fuggire un'altra volta. Emilio con Joyce fuggono un'altra via avventurosa, rischi, fuggono a piedi, senza niente in mano, con un ombrello e una busta di vestiti, umili, poveri, e da Parigi camminano a piedi fino a quando non raggiungono i Pirenei dove riparano in un paesetto che, ironia della sorte, tutti gli abitanti adulti erano socialisti, e lì in una casupola quasi diroccata tentano di rimetterla un po' in ordine. Pensate che Joyce si peritava di rivestire una piccola bajour con una sua sottoveste per farla un po' simpatica, no? Per renderla anche esteticamente piacevole, e vissero lì un po' di tempo fino a quando poi non tornarono ancora a fuggire. Vai.
paura e si distrae de esa tisaura de uno de puso roros de trago y de esa guerra no va fragos un día de cariños de ternura Manusa vida sale mera figlia Manusa vida sale mera figlia figli di presse zucchero a Marsiglia represione perseguintes en piedade antifascistas e oppositore come te peus antifascistas e oppositores come te peus verso dittatores Non vi ho contato, ma non ci vuole molto a fare due calcoli che le donne sono il doppio degli uomini, quindi vi dedico Joyce, ma con tutto ciò che a Joyce corrisponde. Chi è Joyce? Joyce è una bellissima donna, una giovane, veramente di una bellezza particolare, molto giovane, ha 22 anni meno di Emilio Lussu. Lei è nata nel 1912, Lussu è del 1890, vi ripeto, 22 anni di differenza. Appartiene ad una famiglia di antifascisti di origini marchigiane, perseguitata anche questa famiglia da fascismo. Hanno tentato di uccidere il padre di Joyce, il fratello, e loro riparano in Svizzera, fuggono via, fanno anche loro gli esiliati. Conoscono di Emilio Lussu la fuga da Lipari, ma prima ancora di sapere della fuga da Lipari conoscevano l'epopea della Brigata Sassari e quindi Lussu era nelle loro corde già, no? nel ricordo, nella mente, e già era visto con una lea quasi eroica. E poi c'è la fuga da Lipari, la beffa delle beffe contro Mussolini, che non lo poteva sopportare, e quindi per loro era ancora più mitico Emilio Lussu. Questa ragazza, che a sua volta ha una vita avventurosa che non potete immaginare, è stata in Africa, ha girato tantissimo, alla fine in Svizzera chiede di Emilio Lussu e si informa come poterlo incontrare. Nel 1932 riesce ad incontrare nell'Alta Savoia, Emilio Lussu, che vi si trovava in quanto curava la sua malattia polmonare. Si incontrano, lei però era già innamorata di lui senza averlo mai visto. Lui esercitava questo fascino, questa attrattiva, già ancora prima di essere visto. Si incontrano e questa cosa è confermata via più. Lei viene folgorata da quest'uomo, uno stingo, un uomo alto con lo sguardo molto ferreo, molto severo, col pizzetto, un uomo di una certa eleganza, insomma un portamento che contribuisce ancora a renderlo attraente ai suoi occhi. Ma Lussu praticamente esclude ogni tipo di possibilità con lei, dicendogli ma cosa vuoi da me? Ma io ho 22 anni in più di te, posso essere tuo padre, sono molto ammalato, faccio una vita così incasinata che più non può essere, sono esiliato, perseguitato dai fascisti, cosa te ne fai di me? Non esiste proprio, si separano, si perdono di vista per qualche anno, fino a quando si rincontrano a Parigi. Lei è ostinata, molto pervicace, pertinace, lo incontra nuovamente e quell'incontro diventerà fatale. Alla fine Emilio Lussu acconsente e si innamora lui stesso di questa
donna molto giovane, bellissima, che lo possiede in tutto e per tutto, diventano una coppia molto armonica e tutta la vita rimarranno assieme, condividendo gioie e dolori, ma all'inizio sono più dolori che gioie. Questa donna poi, la faccio molto breve, questa donna poi, oltre ad aver convissuto con lui e condiviso tutti i rischi e i pericoli dell'esilio, quando arrivano a Roma, che sta per essere liberata, nel 1944 vengono per la prima volta in Sardegna e hanno avuto già il primo bambino, che chiamano Giovannico, come il padre di Emilio Lussu. Lo portano in Sardegna per la prima volta nel 1944 e anche qui succede una folgorazione. Joyce è donna di folgorazioni. Viene folgorata dalla Sardegna e dice Emilio: sai cosa mi sono sentita quando sono andato in Sardegna? Mi sono sentita alla radice di una quercia, sembra che sono nata qua, e veramente questa è una terra che ti possiede come mi hai posseduto tu. Questo personaggio straordinario era Joyce, che fonda l'Unione delle Donne Italiane, si adopera tutta la sua vita a favore dei popoli oppressi, gira il mondo, dal Mozambico all'Angola, ai paesi dell'est, a propagare sempre sentimenti di pace, a propagare sempre la resistenza contro ogni tipo di violenza. Ecco, e adesso, dedicandola a tutte le donne presenti, dedico alcune strofe a Joyce, perché è stata anche lei una donna senza la quale io stento a credere che Lussu avesse potuto avere la vita che in realtà ha avuto. Cioè Joyce è stata una componente fondamentale della sua esistenza dopo che si sono conosciuti. Joyce, vai, ballo. Ha pasado in armonía una femmina de oro de rarísima semilla. Sempre costato me danzano cinesi, un vinto del domicilio del muro sai cariata, tosto ruda che una stata e anche la concluida, sempre cusa risa vida, sempre cusa risa vida, un onore di Maria, una femmina de oro de rarísima semilla. Dai,
appassionata, non sa zeniosa, allora lui studiosa, una laurea in Lisbona, a te messa Sorbona, partigiana in staffetta, che uno in braghetta, che uno in braghetta, beatissima Maria, una femmina d'oro, dell'arissima Zeria, dell'arissima Zeria. Su senti l'antifascista, lo suonia da primore, contrate sul dittatore, a lotta d'usenata, prolongare uno grasa, uno rigiù di spera, pro investigare sera, del Saveus tirania, una femmina d'oro, dell'arissima Pegnia, dell'arissima Zeria. In Sardegna vanno solo, grossa femmina se sta, la morbida empleada, in nazione differente, sempre un sol sofferente, sempre un sol rapidino, sempre un sol pessimino, se prosa democrazia, una femmina d'oro, dell'arissima Zeria, dell'arissima Zeria. Un amore desemplado, desentidos a Tarzino, sende un pare su cammino, clandestino scuagua, de una satera fua, non timiana sa morte, libertà dell'unico norte, libertà de gusto e via, una femmina d'oro, dell'arissima Zeria, partigiana de Gappia, de Gora, giù de Gora, del gran Lugolo, dell'arissima Zeria, una femmina d'oro, Grazie. Oggi naturalmente avrebbe dovuto essere con noi anche il nostro vecchio cantore, dico vecchio perché è meno giovane, Pepe Luis Rupiras, che ha qualche problemino alla masticazione in quest'ultimo periodo e avrebbe cantato questi mutos. Lussu fida avogado, de badas difendia sumile santa gente. In guerra un valente s'abballa non timia in su duello armato. Politico de razza, sempre antifascista e pro sa libertà. Imposta, abilità, ponia ben in vista su mele de sagazza. Su duce mandatario con su puntillo fisso del leader sepultato, ma ha fatto prima isso, e tanto ha disparato e morto su sicario. I mutos sono un modo di cantare che sintetizza veramente in maniera estrema, però dei concetti che lasciano il segno, come in questo caso. Bene, noi vi salutiamo adesso con l'ultimo brano, che sono i Goccios de Lussu. Goccios de Lussu, qua è un excursus estremamente sintetico sulla, virgolette, carriera di Lussu, ma prima vi dico due parole perché una storia ha anche un epilogo. Comunque, quando Emilio Lussu torna in Italia, c'è la resistenza che alla fine ci permette di vincere contro il fascismo. C'è naturalmente un governo provvisorio, un periodo di transizione e ci sono tante vicende. Chi ha letto un po' di storia sa tutto quello che io vi sto dicendo, non voglio insegnare nulla. Mi interessa focalizzare il ragionamento su Emilio Lussu, che viene ricandidato ed eletto fino al 1968. Giova dire che lui poi quando torna in Sardegna non viene accolto molto bene dal suo partito, dal Partito Sardo d'Azione, ma per una ragione elementare,
Uno perché il partito Sardo d'Azione tanti anni prima si era diviso in due, si era formato i sardo-fascisti e i rossomori, no? Il rossomori. Lui naturalmente era con i rossomori, e cioè col partito Sardo d'Azione, antifascista fino al DNA. Però quando torna in Sardegna, il partito Sardo d'Azione aveva preso una piega estremamente dura ed era a vocazione indipendentista. Emilio Lussu non è mai stato indipendentista, mai. Lui è stato sempre un uomo profondamente federalista, autonomista, ma mai indipendentista, per cui c'è questo malinteso di cui lui soffre molto, e anche questa cosa lo convince a cambiare partito. Cambierà diversi partiti, entrerà nel Partito Socialista, poi entrerà nel PSIUB e poi esce dalla politica, perché poi quando il PSIUB confluisce nel vecchio PC lui non è d'accordo, conferma la sua opzione di non essere comunista e lui si ritira nel 1968. Ma la persona mi interessa più che in questo momento la politica. Un uomo di una coerenza senza eguali. Pensate che è morto in casa d'affitto qui a Roma mi pare nei primi di marzo del 1975, cioè è morto che aveva 85 anni. Non è certamente diventato ricco con la politica, essendo sempre un uomo tutto d'un pezzo, con la Sardegna nel cuore, ma la Sardegna non la vedeva come isolata al centro del Mediterraneo, ma come isola al centro del Mediterraneo, ma con il cuore che volava anche in Europa. Questo era il suo modo di vedere la nostra isola, essere promossa, non più vittima dell'antimeridionalismo che la faceva da padrone, ormai si poteva dire da oltre un secolo, certamente dall'Ottocento, dai primi insediamenti industriali che avevano lasciato ai margini il meridione, la Sardegna ancora di più, povertà, carestie e quant'altro. Ecco, Lussu è sempre stato coerente da questo punto di vista, e non a caso ancora oggi, badate, a prescindere dall'ideologia, a prescindere dalle convinzioni politiche o di partito, è ancora un uomo nella memoria dei sardi veramente quasi idolatrato. Finisco con una celia, scusate se vi ho annoiato, poi no, finisco con una celia, mi piace perché c'è successa 3 giorni fa una cosa senza precedenti. Abbiamo presentato un concerto in una comunità di recupero, in una località che si chiama Serbiana. C'è una comunità di recupero per giovani che sono a fine pena. Il capo è un uomo religioso, 77 anni, si chiama Ettore Cannavera, un grandissimo personaggio. A fine serata lui ha preso il microfono e ha detto, siccome abbiamo parlato in tutta la serata, abbiamo parlato sia di Gramsci che di Lussu che di Berlinguer, ci ha detto che il nostro spettacolo gli era sembrato più produttivo di una messa, perché, detto da un prete, perché avevamo praticamente discusso cantando di argomenti, il perdono, la solidarietà, l'aiuto, l'umiltà, la coerenza, di cui loro tutte le 7 volte che celebrano la messa sono divulgatori, e quindi ci ha fatto questo apprezzamento. Mai successo in 45 anni una cosa del genere, ve la volevo dire perché siete un pubblico che merita di sentire queste piccole cose. Quindi il canto che diventa il messaggio. Vabbè, pensate che un altro prete a cui hanno dato l'informazione che si cantava Emilio Lussu, discutendo, ha detto no, ma io voglio in chiesa, voglio il concerto su Gramsci. Un prete a Torino, c'erano anche loro presenti, quindi per dire che insomma quando si trasmettono concetti anche col canto sono sempre opere meritorie. Detto questo vi salutiamo, naturalmente esprimo il mio ringraziamento al gremio dei sardi, Antonio, Ivan, tutti quanti i dirigenti che ancora ci hanno voluto. Promettiamo loro che se ci vogliono nel centenario di Berlinguer torneremo qua a cantarvi di quest'altro magnifico personaggio della Sardegna e dell'Italia. Per quanto ci riguarda andiamo via ancora una volta con i polmoni gonfi di orgoglio grazie a voi. Gorgios de Lussu.
In
prima dell'ultima strofa, i protagonisti della serata: Luca Schirru, 26 anni di Caneretto, il maestro Orlando Magia, Dio lo benedica e lo mantenga con noi a suonare fino a quando ne ha voglia. Esloghe Ivo Marras, maestro del triangolo, imperatore del medesimo, occhi di viaggio Minuto del Sini, lui figliolo dei tenori di Leonelli, Angelo Pia. Chiaramente l'applauso deve continuare per chi ha scritto l'opera che vi è stata presentata, il libro su Emilio Lussu, me l'ha presentata, l'ha cantata, grazie Tonino. Tonino Caro. Abbiamo un ringraziamento a tutti voi, a Regione dei Sardi, al Ministero della Cultura, alla Fondazione di Sardegna, alla Regione di Sardegna. Se volete abbiamo CD e libri, ma Dio vi benedica e ci auguriamo di incontrarvi ancora in Sardegna dove il destino vorrà, ma per male che vada l'anno prossimo ancora qua. Devo dire che quel sacerdote che mi ha detto che la vostra esibizione era superiore ad una predica aveva ragione. E io aggiungo anche un altro concetto, che questo vostro canto su Lussu, che come ho detto all'inizio è tra poesia, musica e canto, è veramente, devo dire, anche superiore ad una conferenza o ad una lezione universitaria, perché tra l'altro hai tenuto nella tua narrazione un rigore storico molto forte, un rigore storico forte e ben documentato, quindi veramente ti faccio tanti complimenti perché sei riuscito veramente a cogliere i dati essenziali e poi a raccontarli in questo modo. Significa suggerire riflessione, approfondimento, voglia di andare a capire veramente le cose che sono state qui raccontate. E quindi questo lavoro su Lussu e quello che avevate già presentato assieme a Orlando e al figlio di Orlando 3 anni fa mi pare su Gramsci,
per non dimenticare il lavoro che avete fatto anche su Eleonora d'Arborea e quello che avete fatto su Berlinguer, che noi avremo il piacere di presentare qui in occasione del 100 anni dalla nascita di Berlinguer, 1922 e 2022. Questi 4 personaggi, Eleonora d'Arborea, Antonio Gramsci, Emilio Lussu e Enrico Berlinguer, veramente sono nel cuore, nel DNA, nel sentimento della Sardegna, in maniera completa. Ci prendono questi 4 personaggi perché sono 4 radici importanti della nostra identità sarda. E voi, tenores di Leonelli, assieme a Orlando, siete riusciti veramente a rendere questi personaggi. Noi ne abbiamo ascoltati 2, ascolteremo il terzo, però diamo per scontato l'esito anche su Berlinguer, che è un personaggio, a prescindere dalla colorazione politica, anche lui nei nostri cuori. Io devo confessare che, non essendo mai stato comunista, però quando è morto Enrico Berlinguer ho pianto. E sono questi i personaggi che hanno stimolato la tua poesia e i tuoi versi. Grazie Tonino, grazie Tenores, grazie Orlando, grazie Luca e grazie a voi che avete seguito. Qualche fotoricordo tutto insieme.